Sicilia i titoli di questa edizione. Scicli, panico nel pomeriggio per una rissa tra stranieri. In strada in pieno centro, fermato un albanese armato. Morto al giorno sulle strade in Sicilia. Ad Agrigento ha perso la vita alla guida di uno scooter un istruttore di tennis conosciuto in città, vittima anche di un destino crudele. 10 anni fa, lo stesso giorno, era morto in un incidente il fratello. Palermo spunta un testimone oculare dell'omicidio a colpi di pistola di lunedì scorso. Il movente è ancora al centro della contesa tra investigatori e difesa. Si indaga anche sull'arma utilizzata dall'assassino reo confesso, che dice di averla trovata casualmente. A Trabbiana il palermitano ha arrestati 2 giovanissimi della baby gang che a marzo aveva preso a calci e pugni un ambulante disabile per derubarlo dello smartphone. Con una colletta i carabinieri regalano un nuovo telefonino alla vittima, originaria del Bangladesh. Il lungomare di Catania trasformato in una palestra a cielo aperto, un modo per allontanare più piccoli dai telefonini e dire no alla dipendenza dallo schermo. La giornata inserita nel programma nazionale di Sport City Day che ha coinvolto altre 150 città italiane. E poi il calcio, bunker Palermo solo un gol subito per i rosanero e tanto entusiasmo per l'avvio di campionato. E martedì c'è la Coppa Italia con l'Udinese, Inzaghi farà turnover. Flop Catania e rossazzurri bloccati in casa dal Sorrento, nessuna reazione dopo la bastonata di Cosenza. Pareggio per 1-1 per il Trapani nella trasferta di Altamura, quinta sconfitta consecutiva per il Siracusa a Crotone. Bentrovati al TG Sicilia. Scicli, panico nel pomeriggio per una rissa tra stranieri in strada in pieno centro, fermato un albanese armato. Veronica Barbarino. La nostra città merita serenità e convivenza pacifica. Con queste parole scritte in un post social, il sindaco di Scicli, Mario Marino, ha espresso preoccupazione per i fatti accaduti oggi pomeriggio in centro storico. Come racconta nel suo post, una lite tra cittadini stranieri è degenerata prima in una sparatoria in largo Gramsci e poi in un accoltellamento in via Leardi, a pochi passi dalla centrale via Penna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che secondo le prime informazioni avrebbero già fermato un cittadino albanese, ma non si sbottonano sulle dinamiche dell'accaduto. Il primo cittadino ha poi espresso preoccupazione per l'aumento di episodi simili e ha annunciato la richiesta urgente di un incontro con la prefettura per rafforzare i controlli e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. La comunità resta scossa da quanto accaduto, si resta in attesa di ulteriori aggiornamenti dalle indagini. Un morto al giorno sulle strade in Sicilia. Ad Agrigento ha perso la vita mentre era alla guida di uno scooter un istruttore di tennis molto conosciuto in città. Un destino crudele. 10 anni fa, lo stesso giorno, era morto il fratello ancora in un incidente. Davide Sardo. Fine settimana di sangue sulle strade agrigentine. Un sabato segnato ieri mattina dalla morte di Vincenzo Zangali, 72 anni, investito mentre si trovava fermo in auto sul ciglio della strada. E in serata dal tragico incidente costato la vita a Marco Chiaramonti. La tragedia è avvenuta lungo il viale Emporium all'ingresso di San Leone. Chiaramonti, istruttore di tennis e padel molto conosciuto in città, stava viaggiando in sella al suo scooter quando, forse a causa di una buca sull'asfalto, ha perso il controllo del mezzo. Lo scooter è finito contro il bordo della carreggiata, terminando la corsa tra arbusti e un muretto. L'impatto è stato violentissimo. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Un destino crudele per la famiglia Chiaramonti. In questo stesso giorno, il 21 settembre di 10 anni fa, a 36 anni, morì il fratello Gabriele in un incidente autonomo con l'auto a Porto Palo di Menfi. Mentre Lecco piange le 2 ventunenni travolte da un'auto mentre andavano ad una festa di paese, si allungano le tragiche statistiche nazionali. 41 morti in Italia solo a settembre, 289 dall'inizio dell'anno. Palermo spunta un testimone oculare dell'omicidio a colpi di pistola lunedì scorso in pieno centro. Il movente al centro della contesa tra investigatori e difesa. Si indaga anche sull'arma utilizzata dall'assassino reo confesso, che dice di averla trovata casualmente. Maglio Viola.
Non solo le telecamere di sicurezza e quelle del traffico, c'è anche un testimone oculare dell'omicidio di Stefano Gaglio, l'uomo di 39 anni assassinato lunedì scorso con 4 colpi di pistola alla schiena in pieno centro a Palermo. La vittima stava entrando nel magazzino della farmacia del Sacro Cuore per prendere servizio fra via Oberdan e piazza Principe di Camporreale. Il testimone invece stava parcheggiando e mentre cercava di mettere la moto sul cavalletto ha assistito all'azione decisa e fulminea dell'assassino reoconfesso Giuseppe Cangemi, che estraeva la pistola, sparava a Gaglio, rimetteva l'arma in tasca per poi prendere lo scooter e fuggire. È stato lui, il testimone, a entrare in farmacia correndo per dare l'allarme. Gli investigatori poi hanno raccolto anche la testimonianza del portiere di uno stabile vicino che non ha assistito al delitto ma ha visto Cangemi aggirarsi in zona già poco prima delle 8:30 ed ha sentito gli spari intorno alle 9. L'assassino reoconfesso resta in carcere mentre la difesa ha chiesto invece la scarcerazione e l'affido in una struttura sanitaria per i problemi mentali di Cangemi. Ma per il GIP la storia sarebbe da ricondurre invece alle liti per la casa di famiglia di via Nicolò Cervello alla Calza e non a un raptus legato alla schizofrenia. Infine, indagini in corso sulla pistola. Cangemi dice di averla trovata in un cestino dei rifiuti mentre lo stava svuotando, ma per gli inquirenti questa versione è poco credibile. A Trabia, nel Palermitano, arrestati due giovanissimi di una baby gang che a marzo ha colpito a calci e pugni un ambulante disabile per derubarlo dello smartphone. Emanuela Corsi. Era stato pestato a sangue da un gruppo di ragazzini che gli provocarono la frattura del setto nasale e la perdita di un dente. Un episodio di ingiustificata violenza avvenuto lo scorso marzo che lasciò sgomenta l'intera comunità di Trabia, nel Palermitano, anche perché la vittima, un venditore ambulante originario del Bangladesh, è disabile. 2 componenti della gang, composta da 5 ragazzi, sono stati arrestati dai carabinieri di Termini Imerese per rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate in concorso. Hanno 16 e 17 anni. E su disposizione del Tribunale per i minorenni sono stati condotti al Malaspina di Palermo. Per lo stesso episodio, poche settimane fa, era stato arrestato anche un 19enne posto ai domiciliari con braccialetto elettronico. La violenza era avvenuta vicino alla stazione di Trabia. Il gruppo aveva preso di mira il povero ambulante, pestato a sangue con calci e pugni al volto e derubato del cellulare. Decisiva per la ricostruzione delle fasi dell'aggressione è stata l'analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nel comune che hanno consentito l'individuazione e l'identificazione dei giovani. Una storia che ha commosso tutti, anche i militari del reparto territoriale di Termini Imerese e della stazione di Trabia, che hanno organizzato una colletta e regalato un nuovo telefonino all'uomo per consentirgli di tornare a comunicare con i propri familiari rimasti nel paese d'origine. Catania ha aggredito l'autista dell'autobus sul quale viaggiava colpendolo con schiaffi e pugni. Gli agenti hanno trovato il bus di linea fermo in via Quicella con l'autista ferito agli zigomi e alla spalla. Il violento bloccato è denunciato, ha ammesso di aver avuto una lite con l'autista che a suo dire avrebbe risposto in modo poco garbato a una passeggera. Il comune di Catania e la MTS si costituiranno parte civile nel procedimento giudiziario. Il sindaco Trantino, l'amministrazione comunale e i sindacati esprimono piena vicinanza e solidarietà all'autista. Un 73enne è morto alla playa di Catania per un malore accusato mentre faceva il bagno al Lido Azzurro. I bagnini lo hanno riportato a riva, ma i soccorritori del 118 intervenuti hanno solo potuto constatare il decesso. Sul posto è intervenuta anche la Guardia Costiera. E cambiamo argomento. A Catania verranno abbattuti i silos del porto da oltre 65 anni presenti all'interno dell'infrastruttura. Nel 2005 furono oggetto di riqualificazione artistica con numerose installazioni di street art che attrassero in città l'interesse della cultura internazionale. Luca Ciliberti. I silos del porto di Catania verranno abbattuti e così cambierà lo skyline della grande infrastruttura. Io da ragazzino mi ricordo che ci sono stati sempre questi silos, togliendoli non so. Secondo me no, perché sono cose antiche, cose tradizionali, cioè cose del porto, e secondo me no. No, quello non si toccano. Perché? È perché è un simbolo del porto. A livello coreografico, nì. Forse come visuale sì.
Ni perché da quando sono stati fatti i disegni potrebbe avere un impatto visivo positivo. Scade la concessione demaniale e la società Granari Siciliani non ha intenzione di rinnovarla perché alla luce dei trend del traffico e visto gli ingenti lavori di manutenzione a causa dell'invecchiamento, la ditta preferisce abbattere le strutture. I lavori verranno eseguiti in 112 giorni. La notizia ha generato un dibattito in città tra chi pensa che si tratti di un conglomerato industriale di basso valore e tra chi invece ne sottolinea il valore artistico e la presenza di numerose opere di street art di pregio. I privati non hanno più intenzione di mantenerla e vabbè, ci sta, nessuno può obbligarli. Il comune dovrebbe valutare, ma valutare, credo io, sentendo la città. E se questa è considerata davvero un'opera d'arte, ripeto, non da noi ma dagli esperti, perché il comune non se ne fa carico? Oggi il lungomare di Catania si è trasformato in una palestra a cielo aperto, un modo per allontanare i più piccoli dai telefonini e dire no alla dipendenza da schermo. La giornata è stata inserita nel programma nazionale di Sport City Day, che ha coinvolto altre 150 città italiane. Eva Spampinato. Abbiamo portato i bambini per fare un'esperienza un po' all'aria aperta, fare delle attività diverse, magari sport che ancora non hanno mai provato. Sport, aria aperta, zero traffico e tanto sole. Una giornata caldissima ha accompagnato il ritorno del Lungomare Fest, che oggi si è arricchito della presenza delle attività dello Sport City Day, che coinvolge 150 città italiane. Di palestra a cielo aperto in tutta Italia e la nostra mission è quella di stimolare le persone a fare movimento e ad abbandonare la sedentarietà. Quest'anno stiamo anche dedicando l'evento a un messaggio di pace contro le guerre e comunque Catania è stata sempre una delle città pilota. L'obiettivo è quello di far scoprire ai propri piccoli, anche grazie alla collaborazione del CONI siciliano e delle associazioni del territorio, quanto è bello muoversi e quanto è più sano un pallone rispetto allo schermo di un cellulare. I bambini giocano, si divertono, come facevamo una volta. Quanto sia importante vivere l'aria aperta e vivere la percezione e la dimensione del corpo in libertà, senza nessuno strumento che distragga. Con l'obiettivo di far conoscere ai ragazzini non solo i sport tradizionali, ma anche sport meno noti, no? Facciamo bocce, tamburelli, badminton. Un'occasione per riscoprire il mare, lo sport, il piacere di stare insieme, lasciando il digitale a casa, almeno per un giorno o per mezza giornata. I nostri genitori, nella mia generazione, faticavano a farci rientrare a casa quando andavamo sotto nei cortili, negli lavatori salesiani. Oggi fatichiamo noi genitori a farli uscire questi nostri figli. A Pantelleria a rischio la raccolta dei capperi tipici dell'isola per mancanza di manodopera, un problema che assilla i produttori anno dopo anno. Laura Spanò. I capperi di Pantelleria sono tra i prodotti più pregiati della gastronomia italiana, noti in tutto il mondo per il loro aroma intenso e inconfondibile. La produzione di questo piccolo bocciolo però rischia di ridursi drasticamente a causa della mancanza di manodopera. Anche quest'anno c'è stato l'allarme per trovare raccoglitori tra giugno e agosto. È un problema che affligge l'isola ormai da decine di anni, da quando c'è stato un cambio culturale e sociale, cioè da quando la famiglia contadina pantesca di fatto non esiste più. E anche meccanicamente, come è stata meccanizzata ad esempio la vendemmia dell'uva in Emilia-Romagna, in tante altre parti, ecco, è impossibile. La raccolta dei capperi è un lavoro faticoso e poco attrattivo per i giovani e senza raccoglitori disponibili il rischio è quello di vedere andare perduta una tradizione secolare oltre a un'eccellenza che da sempre caratterizza l'identità di Pantelleria. Estremamente impegnativa, per cui magari a parità di retribuzione si trovano lavori più semplici. La conseguenza è che una parte del raccolto rischia di restare appesa alla pianta, con inevitabili danni economici per le aziende e un impatto diretto sulla disponibilità futura di capperi certificati IGP. E sull'isola da tempo, grazie alla lungimiranza di Gabriele Lasagna, è nato anche un piccolo museo che celebra questo bocciolo e che rappresenta una fonte di reddito fondamentale per la comunità locale. Agrigento ricorda Rosario Livatino, il giudice ragazzino ucciso dalla mafia 35 anni fa. Oggi il suo sacrificio continua a parlare alle nuove generazioni. Il servizio.
Era il 21 settembre del 1990, una mattina come tante, poco prima delle 9, Rosario Livatino lasciava la sua casa di Canicattì per raggiungere il tribunale di Agrigento. Non arrivò mai. Lungo la statale il giudice ragazzino cadde sotto i colpi dei killer mafiosi mentre tentava una disperata fuga nei campi. A 35 anni da quell'agguato Agrigento rinnova la memoria. Sul luogo del sacrificio, poco fuori città, deposte corone di fiori per onorare la figura di un magistrato che ha pagato con la vita la fedeltà al dovere e alla legalità. È importante mantenere il ricordo perché solo trasmettendolo anche a quelli che non hanno vissuto quell'epoca, che non c'erano, si può sollecitare ad impegnarci tutti, non solo operatori della giustizia, ma amministratori, enti locali, lo Stato, tutti, Parlamento. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda Rosario Livatino sottolineando il suo esempio di rigore, coraggio e umanità nella giustizia e invita tutti a rinnovare l'impegno contro la criminalità e a difesa della dignità della persona. E la Premier Giorgia Meloni ricorda Livatino come un eroe che non piegò mai la testa e invita le nuove generazioni a proseguire nella lotta contro le mafie. Memoria, solidarietà e impegno civile, c'è tutto questo nelle 3 giornate straordinarie di raccolta sangue organizzate dalla Regione Siciliana in ricordo appunto di Livatino. Al Policlinico di Catania donazioni sempre più preziose in un periodo particolarmente critico. Tonino De Mana. Dal sangue versato di Rosario Livatino al sangue donato, con una domenica straordinaria di raccolta dal titolo Dona sangue salva una vita, promossa dalla Regione Siciliana e realizzata in collaborazione con le aziende sanitarie dell'isola. 3 le date, non casuali: 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, 19 luglio, strage di Via D'Amelio e 21 settembre, uccisione del giudice ragazzino. Al Policlinico di Catania di buon mattino è tempo di donazioni sempre più preziose in un periodo critico, con la carenza di sangue che rischia di compromettere persino terapie salvavita. Un talassemico senza le trasfusioni non ce la farebbe e ha necessità ogni 15 giorni per tutta la vita. Catania maglia nera, perché? Bisognerebbe chiederlo ai nostri concittadini, dobbiamo fare molto di più per sensibilizzarli partendo già dalle nuove generazioni. A salvare la Sicilia ci pensano Ragusa ed Enna. Sì, sono loro le province che ci supportano e sono tra le province che raccolgono di più. Ragusa è un'eccellenza a livello internazionale. Le scorte sono in forte calo e a rischio ci sono le cure dei pazienti talassemici, oncologici, politraumatizzati e persone in attesa di interventi complessi. Per fortuna in questo caso c'è chi dà una mano concreta. Lei è un record man delle donazioni, addirittura 130 donazioni in 11 anni. Sì, diciamo che in 11 anni è un record. Persone che li fanno in una vita, io le ho fatte in 11 anni. E donare fa bene alla salute. Fa bene all'organismo perché il midollo viene stimolato e viene rigenerato anche tutto il sangue. I donatori avranno accesso ai controlli sanitari gratuiti come l'elettrocardiogramma annuale e porteranno con sé la consapevolezza di poter salvare una vita. E adesso una pausa, tra poco è il momento dello sport, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso lo sport. Dopo la vittoria sul Bari in campionato, il Palermo adesso si concentra sul match di martedì in Coppa Italia. A Udine Inzaghi farà turnover in vista anche del campionato. Il servizio. In 5 partite, compresa la sfida di Coppa Italia a Cremona, il Palermo ha subito un solo gol, un unico dato per evidenziare il vero punto di forza dei rosanero. E poi i gol segnati. Il Palermo nelle 3 vittorie ottenute ha sempre fatto 2 reti, un altro certificato di solidità. A sbloccare un match difficile come quello contro il Bari è stato il francese Leduaron, jolly di Pippo Inzaghi, determinante come pochi. È stata una serata fantastica per la squadra e per i tifosi rosanero. Aspettavo questo gol ed è arrivato proprio stasera. Sono felice di aver aiutato i miei compagni a vincere. Sono contento anche per Claudio Gomez, che è riuscito a segnare la seconda rete. È stata una grande emozione. I tifosi rosanero sono fantastici. Segnare qui al Barbera è sempre magico e spero che questo possa essere il primo gol di una lunga serie.
Rosanero già a lavoro per la partita di martedì a Udine in Coppa Italia. La banda di Inzaghi non vuole stonare nemmeno contro un avversario di Serie A che ieri sera ha perso 0-3 contro il Milan. Probabile che possa scattare la prima convocazione per Beresischi, arrivato ufficialmente ieri. Il Catania non va oltre uno scialbo 0-0 in casa col Sorrento. Gli etnei frenati anche da una lunga lista di indisponibili. Frenano in classifica e sono attesi adesso da 2 trasferte insidiose a Trapani e Cerignola. Marco Carli. Inoffensivi, privi di reazione, incapaci di scardinare una difesa, quella del Sorrento, che è apparso un muro insormontabile. Se non si può vincere meglio non perdere, diceva un vecchio adagio, però è veramente troppo poco quello che il Catania ha fatto vedere al Massimino. Vogliamo gente che lotta, urla la Nord a fine partita, un refrain già ascoltato in questi anni, tutti nel mirino, tecnico compreso. Dopo l'ottimo avvio questa decisa flessione era in attesa, incidono anche i tanti infortunati o acciaccati a cui per la partita con i campani si è aggiunto anche Donnarumma. Ha un'infiammazione al tendine, non l'abbiamo voluto rischiare. In questo momento ci dobbiamo prendere meno rischi e trovare più soluzioni. Le condizioni degli indisponibili sono date in miglioramento, anche se nessuno dovrebbe esserci per Trapani. Il solo Donnarumma potrebbe riaffacciarsi anche in campo, ma bisognerà valutare nei prossimi giorni. Della partita c'è poco da raccontare e anche questo, a ben guardare, rappresenta una delusione. Alla fine a rischiare di più è stato il Catania. Dini ha parato il rigore di Dursi. Per i rossazzurri, in mezzo a vari tentativi, alcune volte velleitari, un solo vero intervento per il portiere ospite su tiro di Ditacchio. Potevi fare meglio sicuramente negli ultimi 16 metri, dove ti è mancato il guizzo, ti è mancato la giocata, sfruttare meglio la palla inattiva, riempire meglio l'area dove i nostri trequartisti a volte non ragionano da attaccanti. E il guizzo, non solo quello aggiungiamo, va ritrovato presto. Le trasferte di Trapani e Cerignola sono il primo crocevia di una stagione partita bene e che adesso appare già in salita. Pareggio per 1-1 per il Trapani nella trasferta di Altamura. Granata in vantaggio nel primo tempo con Vasquez, nella ripresa pareggio di Rosapio per i pugliesi. Quinta sconfitta consecutiva invece per il Siracusa in quella di Crotone. Franco Camarrasano. Nella trasferta di Altamura ha avuto l'occasione per centrare la 4ª vittoria di fila il Trapani, ma non ha saputo approfittarne ed alla fine ha dovuto accontentarsi di un pareggio tutto sommato giusto. La prima occasione sui piedi di Grandolfo al 24esimo, ma il suo sinistro è troppo angolato. Al 29esimo l'unica occasione offensiva del primo tempo del team Altamura con Kirwan che salva in angolo. Poi è solo Trapani. Al 33esimo Di Noia serve Vasquez, il cui tiro finisce a lato. Al 42esimo errore della difesa e Grandolfo ne approfitta per scucchiaiare su Viola, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Tutto regolare invece al 45esimo con un lampo di bravura di Federico Vasquez che sigla il suo gol numero 50 in Serie C, portando in vantaggio il Trapani. Più reattivo il team Altamura nella ripresa e Trapani distratto in difesa. Al 54esimo Galeotti devia sopra la traversa il destro di Alessio Curcio. Il Trapani risponde 3 minuti dopo con una conclusione imprecisa di Grandolfo. Al 74esimo però in transizione Rosafio supera Pirrello e sigla il gol del pari. Al 93esimo il Trapani rischia di subire anche il gol beffa, ma per sua fortuna la conclusione di Silletti termina alta. Quinta sconfitta consecutiva invece per il Siracusa, non brutto ma fragile in quel di Crotone. Costruisce anche qualche buona occasione, al 61esimo Valente non trova il tap-in sulla respinta del portiere, ma al 76esimo sugli sviluppi di un angolo subisce la deviazione vincente di Carnelutti. All'82esimo arriva poi il raddoppio di Gomez che chiude il confronto. E adesso una pausa, tra poco per altri aggiornamenti. Domani anche in Sicilia, come in tutto il paese, sciopero generale dei sindacati autonomi in segno di solidarietà con la popolazione palestinese a Gaza e a sostegno della missione umanitaria della flottiglia. Previste manifestazioni in mattinata a Palermo, Catania, a Ragusa e in altre città. Per stasera è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.